Non ce l'ha fatta Andrea Misson, il giovanissimo operaio di Paolaro che era rimasto ferito gravemente lo scorso 6 ottobre nel cantiere di una villa in strada costiera a Trieste. Il giovane, che non aveva ancora compiuto 22 anni, si è spento la notte scorsa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara, dove era ricoverato dal giorno dell'infortunio. Nonostante fosse fin da subito chiara ai soccorritori la gravità delle sue condizioni, aveva fatto sperare in un miracolo il doppio intervento chirurgico al quale era stato immediatamente sottoposto. Andrea non si è mai ripreso ed è rimasto in coma per 10 giorni. Il giovane, descritto come un lavoratore serio e scrupoloso, era dipendente della Costruzioni Screm Srl. Nel cantiere di ristrutturazione in costiera era stato travolto da un tubo di colata del cemento, improvvisamente staccatosi dalla sua sede, mentre stava operando su un'impalcatura. Il ragazzo era stato sbalzato dalla forza della tubatura sotto pressione ed era precipitato a terra da un'altezza di 5 metri. Aveva riportato un forte trauma cranico a causa della caduta, oltre a traumi al torace e all'addome colpiti dal tubo. Le cause dell'infortunio fatale sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Vasto cordoglio della comunità di Paolaro, così come a Trieste, per questa giovane vita spezzata sul lavoro.